Presidente Artedino, dopo l'amarezza dell'anno scorso, quest'anno si gioisce spesso in casa della Nuorese. Oggi un'altra vittoria, una prestazione di rilievo. Beh, noi pensiamo a quest'anno, l'anno scorso per noi è un discorso chiuso, non vogliamo neanche tornarci, purtroppo sono quelle annate partite male e finite peggio, ma a me interessa parlare del presente perché il passato te lo lasci dietro, ricostruisci. Questa è una nuova Nuorese, abbiamo ricostruito tutto da zero dal 1° di agosto e poi i risultati li vedremo a fine marzo, i primi di aprile. La partita di oggi, un giudizio tecnico dal Presidente Artedino che dopo 6 anni di governo della società verde-azzurra, insomma, e anche al di dentro delle questioni tecniche, anche se giustamente non entra nel merito quando ci sono da fare le scelte. Questa è una squadra costruita, evoluta, sicché non abbiamo lasciato niente al caso, abbiamo lavorato fino ad oggi in silenzio, perché l'anno scorso forse abbiamo parlato anche troppo, sempre per tornare a fare dei confronti, sicché per non perseverare negli errori pensiamo di aver costruito una buona squadra, una squadra sicuramente che combatterà fino alla fine per un posto in classifica importante, però ce lo vogliamo godere, come ho già detto, giornata su giornata, perché è la cosa più bella. Vogliamo goderci il calcio, lo sport e questo bellissimo gruppo che si è creato, un gruppo importante che ci sta facendo vivere delle grandi soddisfazioni, speriamo che durino il più a lungo possibile perché io penso che ce lo meritiamo tutti quanti. Ecco, il campionato dopo 5 giornate sta facendo emergere quelli che erano i valori in qualche modo pronosticati in partenza, oppure comincia a vedere anche qualche novità, qualche fatto? Ma no, assolutamente, io penso che sia una squadra nei singoli molto importante. Ovviamente è sempre difficile fare un gruppo, fare una squadra, amalgamare il tutto, questo spetta al mister che è un professionista, penso che stia lavorando veramente tanto e bene per ottenere questo risultato e poi come ha detto il mister, se questa è una squadra che oggi si viene valutata al 50-60% del suo potenziale, al 100% sicuramente si vedrà il calcio vero a Nuoro che forse manca negli ultimi anni. Un'ultima domanda, c'è un'ultima considerazione più che altro. Per il pubblico c'è una cosa in più, diciamo. Ma purtroppo Nuoro la conosciamo, perlomeno questo per me è il 7° anno, Nuoro va dietro la Nuorese vincente, mentre la Nuorese ha sempre bisogno del suo pubblico nei momenti difficili più che nelle vittorie, sicché Nuoro viene conquistata come tutto il pubblico del calcio a livello nazionale dalle vittorie, ovviamente la Nuorese più risultati porta a casa, più pubblico avrà il suo seguito. Io penso che così facendo, per il bene anche della Nuorese, penso che questa Nuorese in crescendo chiuderà con un grande pubblico. Il pubblico poi lo vedremo in una partita clou che sarà quella di Nuorese Muravera, la 12ª. Speriamo di arrivare nella migliore posizione di classifica per poi capire veramente questo campionato cosa ci può dare, cosa può regalare a questa città, cosa può regalare a tutti, a me in primis che penso di dare da tanti anni il meglio di quello che posso dare per questa società e questa città. Grazie Presidente.